Buongiorno da Chioggia, per Chioggia in diretta, siamo al mercato del giovedì, vogliamo fare una serie di piccoli sondaggi. Oggi parliamo di Green Pass, capiamo in un mini sondaggio appunto non scientifico quanto ci tiene a questo Green Pass, se è favorevole o contraria, e quindi andiamo a sentire. Mascherina regolamentare e andiamo. Green Pass obbligatorio, cosa ne pensate? Giusto. Giusto? Sì. Ok, ma secondo te dovrebbe essere il ristoratore a controllare o? Mi penso che sia entrambi, sia il ristoratore e anche la coscienza dei clienti. Sì, ma soprattutto vaccinarsi. Sì, quella è la prima roba che doveva vaccinare sia i giovani e anche qui chi ne vuole vaccinare. Green Pass obbligatorio, cosa ne pensi? Non penso, Ah, non pensi? non penso. Però secondo te se non ci vacciniamo ne veniamo fuori o? Io mi sono vaccinato. Ah, e quindi sei un convinto Sono un... pro-vax. il classico baucotto. Ah sì, ah, sì. Classico baucotto credulone. Vabbè dai, speriamo di aver fatto una cosa giusta. Mi sono vaccinato anch'io. Non so, giusto o sbagliato, io mi sono vaccinato, punto. Giusto, trovo una cosa giustissima. Sei favorevole? Yes, molto favorevole. Tu sei un operatore qua del mercato? Sì. Ma a parte che la frase della signora siamo rovinati, ma secondo te è giusto che poi dopo sareste voi a controllare se le persone hanno la Green Pass? Beh, non penso che abbiano quel potere là da fare, da chiedere, non penso assolutamente. Noi siamo vaccinati, il Green Pass ci vuole, perché così Ne veniamo fuori. ne veniamo fuori, perché sennò è un incubo. Certo. Noi siamo tutti vaccinati, lo dica tutti. Tu con bimbo regolamentare, cosa ne pensi del Green Pass? Noi italiano. Lo italiano? Se uno beve il drink e poi passa, fa anche bene. Noi non possiamo chiederle queste cose, Ah no, no. Siamo Quindi, fuori. noi possiamo solo consigliare: mettete le mascherine, fate i bravi, andare a piedi al mercato, non con le biciclette. È finito il nostro compito. in ogni caso complimenti e bravi. Grazie. Grazie. Belle giovani, cosa ne pensate del Green Pass voi? Dovrebbero farlo. Lo dovrebbero? Non dovrebbero? Io sono favorevole. Sei favorevole? Ma secondo te sarete voi poi a chiederlo ai clienti o sperate di no? No, spero di no. Spero che sia una cosa che venga in automatico. Allora, signora contraria? Contraria. Perché? Favorevole? Il signore favorevole, io, voi, anche voi? Più o meno. Favorevole. Brave. Favorevole, anche la signora? Sì, sì, Favorevole? sì. Favorevole anche voi? Puntata finita, nel nostro mini sondaggio la gente è favorevole al Green Pass, come abbiamo detto non è un sondaggio scientifico, ma comunque sembrerebbe che la gente ha voglia di venirne fuori da questo problema della pandemia, del Covid eccetera, e quindi almeno per le nostre interviste la gente è favorevole. Da Leandro Maggi, come sempre è un piacere stare con voi, la prossima settimana un altro sondaggio.